Noi andiamo a dare un buongiorno e un benvenuto all'ingegner Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta SPA, è l'uomo del giorno perché tutti ne parlano, è colui che ha fatto produrre milioni di mascherine. L'eroe del giorno, mediaticamente parlando, Fabio Franceschi. Complimenti intanto, perché lei ha avuto un'intuizione straordinaria. Benvenuto. Cioè lei riesce a fare le mascherine senza l'elastico dietro. Com'è che si mettono le mascherine, Fabio Franceschi? Ma guardi, è un prodotto personalizzato e abbiamo mandato al nostro ufficio tecnico di trovare un prodotto che si potesse produrre a livello industriale. Il concetto qual è? Produrre mascherine non è difficile, però è un processo molto lungo che anche se le strutture sono importanti, anche con 50 dipendenti ne fanno 20.000 al giorno. Ok, voi quante ne fate al giorno? Quante ne fate al giorno? A regime per la prossima settimana siamo sui 2 milioni e mezzo al giorno. 2 milioni e mezzo contro le 50.000 teoriche con 50 operai. E come caspita fate? Cosa vi siete inventati? Perché è fantastica da un punto di vista tecnico sta roba. Guardi, purtroppo con il governatore ci siamo sentiti diverse volte perché sentivo che il problema non era più un problema, ma era diventata una tragedia. Mi ha detto guarda, è il momento che ci stai vicino. Inventati, Franceschi, tu che stampi Harry Potter, che sei un editore di livello mondiale, inventati qualcosa. E i suoi del progetto tecnico sono arrivati. È stato un po' più breve, ma la sostanza era questa. Siamo messi a lavorare ancora 2 settimane fa, poi in 5-6 giorni avevamo visto. Il processo nostro industriale per la stampa delle riviste è molto produttivo perché si riesce a stampare un foglio in 1 minuto e qualche secondo, stampiamo più di 1 chilometro di carta per una fetta di 100. E quindi vi siete messi a stampare chilometri di mascherine di fatto? Di mascherine. Il problema, la stampa non è il problema è tutte le certificazioni che deve avere il prodotto, perché noi a breve questo non è più uno schermo protettivo ma è una mascherina chirurgica di secondo livello. Ho capito. Allora, perché è questo il nocciolo della questione. Se io lo indosso adesso, quella mascherina lì per la legge italiana è più o meno come un foulard, come una sciarpa. No, proviamoci, non è la carta igienica che vi ho fatto vedere. Quella carta igienica lì è un 42-45 grammi. Il nostro prodotto è un 200 grammi con degli additivi particolari che non creano problemi alla salute, che dà una traspirazione, cioè dà una limitazione del 100%, cioè non passa assolutamente. Quindi quello che io respiro, quello che io respiro, io sto cercando di tradurre il linguaggio ingegneristico di Fabio Franceschi. Ecco, qui manca un dettaglio che è fondamentale. Sì. La mascherina non serve per proteggersi, per qualsiasi livello. La mascherina serve che la persona che è positiva non infetta l'altra persona. Perfetto. Quindi io indosso la mascherina prodotta da Grafica Veneta e quello che io butto fuori di fronte a mio papà che ha 84 anni non viene poi passato a mio papà, di fatto. È una barriera protettiva che non fa uscire nulla. Questo è il benissimo. concetto della mascherina. La certificazione la certificazione quando contate di averla poi dal Ministero della Salute? Teoria, se il Ministero si dà da fare, oggi alle 5, se non si dà da fare purtroppo sia militare, sa meglio di me come funziona qualcosa. Ho capito, però quindi in questo momento d'emergenza sto vedendo tante brave persone che si danno. E tra queste brave persone c'è anche Fabio Franceschi di Grafica Veneta, che ha regalato, io non sono abituato agli imprenditori veneti che regalano le cose, ha regalato 2 milioni e mezzo di mascherine ai veneti di fatto. Guardi, i numeri sono questi. Io penso che quando hai la fortuna che il territorio ti è sempre vicino, che le persone ti stanno vicino, che penso che sia dovuto che le aziende abbiano un obbligo di stare vicino al loro territorio. Ho capito. Poi ognuno la vede a modo suo. Certo. E quante ne producete a regime poi di mascherine in un giorno, Franceschi? Guardi, penso che dai 2 ai 3 milioni sicuramente al giorno stiamo ricevendo al giorno. A chi le vendete? Perché 2 milioni e mezzo li regalate in Veneto, gli altri a chi avete già degli ordini dall'estero, dall'Italia, privati, pubblici? Siamo stati intercettati da Francia e Spagna che ci hanno chiesti $500 milioni. Urca! A testa, cioè $500 milioni in totale o $500 milioni Francia e $500 milioni Spagna? No, 300
la Francia e 200 la Spagna. Beh, che sono tanti. Il problema è questo. No, ma ne guardi, non è il nostro mestiere, è per dirle i numeri che ci sono nel mercato. Anche perché ci mettereste 5 mesi, ci mettereste 5 mesi a produrre 500 milioni di mascherine, fatti i conti della serva. Anche forse qualcosa in più, il problema è che comunque noi prima soddisfiamo il nostro territorio, poi vediamo tutto quello che è il servizio sanitario nazionale, poi noi purtroppo il problema è stato che i nostri impianti sono saturi con delle produzioni americane di importanti titoli che stanno andando molto bene in America. È stato difficile riuscire a convincere gli americani a ritardare le consegne perché dovevamo... Sì, perché voi nel frattempo comunque continuate a stampare milioni e milioni di copie ogni settimana a Grafica Veneta, non è che fate solo mascherine. Noi facciamo 1 milione di copie, 1,5 milioni di copie al giorno per 150 titoli, quindi come le dico, però abbiamo avuto una soddisfazione. Ci hanno un po' detto no, ma ha fatto polemica perché ritardavamo le consegne. E questa notte alle 2 ci ho telefonato, ma perché non ci fate 50 milioni di mascherine anche per noi che siamo in difficoltà? Vedi gli americani.